Poco più di 1.800 imprese e partite IVA della città metropolitana di Venezia presentano crediti in sofferenza. Sono aziende schedate alla centrale dei rischi della Banca d'Italia come insolventi e che quindi non possono accedere a prestiti di banche e società finanziarie o avvalersi delle misure agevolate del decreto liquidità. Un esercito di piccole e medie imprese in grosse difficoltà economiche che, secondo la CGIA di Mestre, rischia seriamente di scivolare tra le braccia delle organizzazioni criminali. Che le imprese in crisi siano facile preda delle mafie è confermato anche dai vertici dei ROS, il raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Le mafie detengono una quantità enorme di soldi provenienti da operazioni illecite da reimmettere nel mercato e spesso si offrono alle imprese settentrionali in difficoltà come risolutori di crisi. Secondo il presidente della CGA, Roberto Bottana, è indispensabile incentivare il ricorso al Fondo per la prevenzione dell'usura, un fondo introdotto per legge da decenni ma poco utilizzato, se non addirittura sconosciuto ai più, e conseguentemente con scarse risorse economiche a disposizione. Ma c'è anche una buona notizia. Come in tutto il Veneto, anche in provincia di Venezia le segnalazioni sospette di riciclaggio ricevute dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia sono in diminuzione. L'anno scorso nella città metropolitana le denunce sono state 1.407, 188 in meno rispetto a quelle registrate nel 2019.